Allora, gentili amici, chiedo un attimo la vostra attenzione e il vostro silenzio, perché prima di cominciare questa 18ª edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia vogliamo dedicare un minuto di silenzio a due amici dello sport che ci hanno lasciato oggi. Uno è Giro Pittarella, storico presidente della Euro 90 Sacile, e l'altro è Bernardino Ceccarelli, grande amico, presidente della Libertas Martignato, ma ancora prima della Libertà, amico della Libertà Ceresetto e in generale grande amico del ciclismo. Per cui un minuto di silenzio per loro. Grazie Gino e grazie Bernardino per la vostra passione per questo sport. Grazie a voi. E allora siamo pronti ad aprire le case con questa 18ª edizione. Ripetiamo, è Foligno il primo quintetto che scende in pista. Corridori, attenzione, ed è partito il primo quintetto. Eccoli qua, partito ufficialmente questa edizione numero 18 del Giro del Friuli Venezia Giulia. E ripetiamo, sono gli atleti di Foligno con Presenzini, Nicoloso, Pellizzari, Silvestri e Corna. Secondo team a scendere in pista sarà Lorenzo Mola, pedale Casalese, con Rocco Barbisoni, Ioannis Tavarias, Paolo Riva, Nicola Rossi e Luca Belloni. Questo è il quintetto in questo momento alla foto che seguirà la sfida andando in pista. Seguendo poi l'ordine andremo ad avere anche la Guadense Rotterdam, quindi si stanno preparando uno dopo l'altro i team, i quintetti che scendono in pista. Ricordiamo il tempo andrà a comporre la prima giornata. I cambi, giustamente come mi sottolinea la regia, si possono effettuare solo ed esclusivamente nel rettilineo di gara, quindi solo ed esclusivamente nel rettilineo di gara. Nuovo passaggio del team dell'Unione Ciclistica Foligno. Marciano ancora compatti i primi quattro, ovviamente si è staccato piuttosto vistosamente il quinto alfiere della squadra di Foligno, che cerca in questo momento di ricompattare il divario. Ma i primi quattro atleti sembrano invece andare in questo momento a tutta e spingere, quindi dilatando il divario con il loro compagno di squadra.
per i ragazzi del Foligno, campana dell'ultimo giro, quindi lo sprint che vi porterà sulla linea del traguardo. Il pubblico incita anche il quinto alfiere di Foligno in questo momento attardato. E tagliano! Uscire ragazzi, uscire dalla pista per cortesia, usciamo dalla pista in attesa anche del quinto alfiere, usciamo, ok, sta arrivando il quinto atleta di Foligno mentre si preparano gli atleti della Lorenzo Mola e dalla Casalese. Scenderanno in pista con Rocco Barbisoni, Giovanni Stavarias, Paolo Riva, Nicola Rossi e Luca Belloni. Roberto. Ok. Scuola senza confini, gentilmente controlli, scuola senza confini, scuola ciclismo senza confini e controlli, grazie. Corridori, attenzione, ed è partito anche il team Lorenzo Mola, pedale Casalese, anche il secondo team via, adesso attendiamo qui ai controlli da capo il guadense Rocco esclusivamente la scuola ciclismo senza confini. Ripetiamo, quintetto formato da Barbisoni, Davarias, Riva, Rossi e Belloni. Dal pubblico si sente a tutta e quindi vincitamente stanno piazzando in questo momento un quintetto compatto. Andremo tra poco a riconoscere, a vedere il tempo dei primi. Come primo tempo abbiamo un ufficioso di 3:30 e 01, attendiamo ovviamente poi le ufficializzazioni, ma il primo crono degli amici di Foligno, di Foligno era 3:30 e 01. Attendiamo adesso i riscontri per andare a vedere qual è il parziale degli atleti del pedale casalese. Giro numero 3 completato. Si è spezzato l'equilibrio del quintetto della squadra casalese, 3 gli atleti che stanno spingendo particolarmente uniti mentre gli altri sono attardati. Quindi il destino del tempo di questo team è sicuramente sulle spalle dei 3 atleti che in questo momento hanno superato il loro ennesimo giro e si avvicinano ormai, hanno superato la metà gara.
Ricordiamo che gli atleti doppiati devono completare la loro prova, gli atleti doppiati devono completare i 7 giri. Ricordiamo che gli atleti doppiati devono completare i 7 giri. Chiedo intanto agli altri atleti della pedale casalese di attenzione di uscire. Il nuovo team a scendere sulla pista sarà il gruppo sportivo guadense Rotogal. Si schiera adesso il gruppo sportivo guadense Rotogal, intanto anche dopo il scuola ciclismo senza confini chiamiamo ai controlli il Monte Corona Multipliarcese. Tra poco andremo, una volta partito anche il terzo team, a cercare di darvi un riscontro dei crono delle squadre. Ripetiamo, il guadense Rotogal si sta preparando, i nostri atleti sono pronti nel tenere i ragazzi già in sella. Sta pronta, c'erano dei cronometristi, i cronometristi sono pronti, quindi corridori, attenzione! Ed è partito anche il terzo team, guadense Rotogal. Partito anche questo quintetto, sarà la volta successivamente di avere qui la scuola ciclismo senza confini. Chiamiamo intanto ai controlli il Monte Corona Multipliarcese. Guadense Rotogal che schiera con il numero 66 Francesco Busato, col 67 Giacomo Fraccaro, col 68 Davide Giordanotto, col 69 Alessio Crosana e con il numero 70 Alessandro Rosato. Questo è il quintetto della Guadense Rotogal. Viaggiano ancora i combatti, ricordiamo la possibilità solo nei rettilinei di effettuare i cambi. Nuovo passaggio del team guadense Rotogal in questo istante, presenza numerosa e calorosa del pubblico a sostenere il team attualmente in pista. Bravo il pubblico che giustamente, nonostante questo caldo, tiene alta per quanto possibile l'allegria che dobbiamo assolutamente mettere in campo anche noi per dare lo sprint a questi ragazzi. Ancora un quintetto compatto, ancora un quintetto compatto della Rotogal. Viaggiano ancora a gruppo A, serrato in 5. Ricordiamo scuola ciclismo senza confini, il prossimo team a scendere in pista, a seguire Unione Sportiva Monte Corona Multipliarcese. Ancora combatto il guadense Rotogal. E ci andiamo a
attualmente ecco qua, ultimo giro per la Venezia Rotterdam. Andremo tra poco a leggere il riscontro ufficioso del loro crono. Anche il quincontiere della Rotterdam sta cercando di mantenere contatto il distacco dai primi 4 che scendono fino alla fine. E dopo di passare sul traguardo 3:21 e 0:62 il tempo che però ufficiosamente non permette loro di fissarsi in testa alla classifica, in quanto il terzetto della guardense, scusate, della casalese in questo momento sta guidando con 3:20. Sono in questo momento in pista gli atleti della scuola ciclismo senza confini. Ripetiamo, Montecorona, Multipiercese, con i quali controlli. A seguire sarà la società ciclistica Fontanafredda. E allora, ancora una volta, in pista, ok, un cenno dei nostri cronometristi. Un cenno dei cronometristi, ok, anche loro, corridori, attenzione. Corridori, attenzione. E è partito la scuola ciclismo senza confini, viaggiano anche loro per i loro 7 giri che dovranno compiere a tutta. Ricordiamo il tempo di mettere sul terzo atleta del quintetto. Anche il nostro direttore di corsa omonimo sente l'afama, scende finalmente a vedersi qui dall'arena di gara le prove di questi ragazzi che stanno sfidando il tempo in questo momento. Vediamo lo sguardo anche qui nella parterre di gara, ragazzi molto concentrati che stanno per salire in queste loro bici per la sfida contro il tempo. Un passaggio anche in questo istante della squadra ciclismo senza confini, viaggiano anche loro compatti. Ripetiamo al momento la classifica ufficiosa in attesa del riscontro dei nostri giudici. Vede il Lorenzo Mola pedale casalese guidare la classifica con 3:20:46 con solo 63 centesimi di vantaggio sul Cronosquadre, e terzo in questo momento è Polino. Vedremo dove andrà a insediarsi nella classifica provvisoria la squadra attualmente in pista, ovvero la scuola ciclismo senza confini, quarto dei 33 team che scenderanno sul velodromo. Intanto, ripeto, salutiamo anche Francesco Inizio che sta facendo la diretta streaming che va sulla pagina Facebook del Comitato Ciclistico Regionale Italiano, e quindi grande Francesco che anche lui sta riprendendo e dando la possibilità ai tanti a casa di seguire questa manifestazione. Ripetiamo, le squadre da tutta Italia, per cui immaginiamo che siano veramente tanti quelli che ci stanno seguendo in questo momento anche da Facebook con i social in questa diretta streaming. Ancora compatto il quintetto della scuola ciclismo senza confini. Ripetiamo, attualmente classifica parziale vede il Lorenzo Mola pedale casalese in testa alla classifica parziale. Andiamo a dare un nome ai 5 alfieri della scuola ciclismo senza confini. Nell'ultimo giro
si incitano per questa prova, per questo sforzo finale, viaggiano compatti, all'ultimo speriziato, sfortunati, e vanno a terminare con un crono ufficioso di 3:24,516 che li porta al terzo posto. Gli chiediamo di uscire intanto, uscire dalla pista. E la volta dell'Unione Sportiva Monte Corona Multipliarcese. La pista è pronta, vediamo i nostri controllo cronometristi. Un attimo, i cronometristi ci danno al tempo. Corridori, attenzione, ed è partito anche l'Unione Sportiva Monte Corona con Filippo Bertoffi, Christopher, Pellegrini, Nidal, Uaci, Fabio, Gendi, Michele, De Mattei, questi i 5 atleti del Monte Corona che vanno in questo momento a sfilare i 7 giri del velodromo Ottavio e Bottecchia per questa 18ª edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia. Sarà la volta poi della società ciclistica Fontanafredda, seguita dalla Libertas Sc. Questi i prossimi 2 team a scendere nel velodromo, è la volta intanto di gustare lo sforzo del Monte Corona Multipliarcese. Monte Corona andremo tra poco a vedere i primi riscontri cronometrici e andremo a capire se cambierà la classifica che attualmente vede primeggiare allora il Monte Corona Multipliarcese in questo momento in vista sarà poi la società ciclistica Fontanafredda, ripetiamo, a scendere con il loro quintetto. Si è staccato un atleta dei 5, si è ridotto a un quartetto, ma potrebbe presto ridursi a un terzetto, in particolare non in grado di raccogliere la sfida dei primi 3 del Monte Corona. Nuovo passaggio. Ed ecco la campana dell'ultimo giro per il perfetto posizionamento del Monte Corona Multipliarcese. E ricordiamo che
Anche gli atleti doppiati devono completare la loro prova, ricordiamo che anche gli atleti doppiati devono completare la loro prova. Quindi società ciclistica Fontanafredda, appena sarà terminata la prova anche del alfiere del Monte Corona doppiato, e con orgoglio è Gilberto Pittarella a prendere la bandiera scacchi questa volta per la partenza del quintetto. Io sto aspettando solo, vediamo se mi... Ok, corridori, attenzione, ed è partito anche il quintetto della società ciclistica Fontanafredda. Seguirà la Libertas Scozzese. Invitiamo la società ciclistica Fagnano Nuova al controllo, ripeto, Fagnano Nuova al controllo, per cortesia. Tra poco sentiremo la campana a chiamare agli ultimi sforzi anche la società ciclistica Fontanafredda. Ed ecco, campana dell'ultimo tiro per la società ciclistica Fontanafredda. Campana dell'ultimo tiro, sono in modalità quartetto, quindi sono 4
campo, i campioni ci sono, cambi in questo istante stanno semplicemente tirando punta. Ed eccoli qua, ultima curva che mi separa dalla rettilineo finale. Ed eccoli da sprintare fino all'arrivo. E allora chiamiamo Scorzè in pista. Chiamiamo anche a questo punto il team Alice Bike ai controlli, chiamiamo team Alice Bike ai controlli, la Libertas Scorzè sulla linea della partenza. Mi sta ok? Cronometristi ok? Corridori, attenzione! Ed è partito il quintetto di Scorzè. Partito il quintetto di Scorzè. A seguire troviamo Fagnano Nuova. A seguire Fagnano Nuova. Intanto per Scorzè. Sono in pista in questo istante Riccardo Colone, Ivano Polese, Andrea Busacco, Gabriele Tognolo e Giovanni Locato. Intanto comunichiamo al gentile pubblico che attualmente la classifica ufficiosa vede in testa la società ciclistica Fontanafredda con il tempo di 3, 20 e 15. Questo è il riscontro ufficioso, aspettiamo ovviamente di avere il riscontro ufficiale, ma in questo momento pare Fontanafredda guidare la classifica attuale. E allora abbiamo detto Scorzè ricompattati, seguiti dal prato verde, dai loro tecnici. I ragazzi di Scorzè stanno coordinando cambio in questo istante. Chiamiamo Fagnano Nuova intanto alla foto diritto, chiamiamo il team a Vicente, sono pronti anche loro, perfetto. Viaggiano anche loro a ranghi compatti. Scorzè sembra dopo una prima fase di strappo si è riuscita. Siamo già al settimo dei 33 team ad essere scesi a scendere in pista, sforzo che si fa di più faticoso in questo momento. Siamo se non vedo male che campana. Incitati anche dai loro tecnici per questo ultimo sforzo, campana che è suonata per il quintetto di Scorzè, che ripetiamo viaggia compatto, ci permetterete la telecronaca
ringraziare gli amici che mi stanno seguendo sulla pagina Facebook del Comitato Ciclistico Regionale. Il nostro progetto Giro sta riprendendo ed eccoli qua. Ed è la volta di Fagnano Nuova. Ed è la volta di Fagnano Nuova. Chiamiamo anche i giovani giussanesi intanto. Chiamiamo intanto i giovani giussanesi. Cronometristi. Corridori, attenzione! Ed è partita anche Fagnano Nuova, è partita anche Fagnano Nuova in questa sfida continua il tempo, quindi 7 giri per il team di Fagnano Nuova. Fagnano Nuova che scende in pista con Filippo Vanoni, Andrea Chefra, Cristian Bottara, Roberto Bottara e Niccolo Marchetti. Questi i nomi dei 5 atleti attualmente in pista. I prossimi a scendere saranno il team Amici Vai e My Class e a seguire i giovani giussanesi. Anche loro ricevono l'incitamento al passaggio, anche loro quintetto ancora compatto. E ripetiamo, sta iniziando la società ciclistica Fontanafredda con il tempo di 3:20 e 0,60 il riscontro, ma quindi abbiamo 3:15 il riscontro ufficioso. Ancora anche per loro il tetto compatto, il cambio in questo istante si può cambiare per gli amici che ci seguono a casa solamente in fase di rettilineo e quindi ancora uno sforzo che va a compiersi quasi per l'indicazione del tecnico è tutto in questo giro, tutto in abbiamo i 5 atleti chiamati agli ultimi ormai 200 metri in questo istante, ultima volata anche per loro, ultimo cambio. Team Amici Vai, My Class alla ed eccoli qua, ed ecco i ragazzi di Fagnano Nuova che terminano in questo istante la loro sfida. Ed è la volta del team Amici Vai, il My Class.
giovani giussanesi, il team che poi scenderà in pista, seguiti da due ciclisti bustesi, Olonia, team by Tappa. Il nostro staff prende in consegna gli atleti per la partenza. Pista, cronometristi, corridori, attenzione, ed è partito anche il team Alice Bike My Class. Sarà la volta poi dei giovani giussanesi a scendere in pista, quindi team Alice Bike My Class. E il team Alice scende in pista con Sedel Fascia, con Andrea Postolani, con Diego Morisso, con Mario Bannoncini e con Marco De Angeli. Questi i nomi dei 5 atleti attualmente in pista. Ripetiamo. Team Alice My Class, a seguire i giovani giussanesi. Questo è il nono team a essere sceso in pista. Ricordiamo, sono 33 le squadre presenti a questa edizione del 18° Giro del Venezia di Juniores. Stanno procedendo, si sono staccati nel frattempo i primi 3 atleti del team Alice Bike. Si è ricompattato parzialmente il nucleo del team Alice, con anche il quarto atleta che è rientrato con un ultimo sforzo in questo momento nella scia dei 3 compagni di squadra che lo precedevano, per cui in questo momento è il quartetto quello di atleti del team Alice My Class. Campana dell'ultimo giro, vengono idealmente lanciati in quest'ultimo sforzo dal loro tecnico qui dal prato del velodromo Fabio Bottecchia, e si lanciano nell'ultimo sforzo. Anche adesso in questo momento rimasti in 3, per cui stanno lanciando la volata. Ultimo, campana dell'ultimo giro anche dell'ultimo atleta del
andando a terminare l'ultimo atleta del loro quintetto montanti giorni giussanesi. Sono pronti, a seguire avremo Bustese, Olonia, Team Bike, Tartaccia, già ai controlli, e poi Pini Fantini, Sport Free Bike, questi i prossimi. Questa è pronta, cronometristi, corridori, attenzione, ed è partito anche il team dei giovani giussanesi, quintetto che parte in questo istante. Andremo tra poco a chiamare i nomi dei 5 atleti, dei giovani giussanesi. In questo momento italiani e la loro prima sfida di questa 3 giorni che compongono il 18° Giro della regione del Friuli Venezia Giulia, categoria di 9. Quindi abbiamo detto i giovani giussanesi scendono in pista. Scendono in pista con Matteo Caruso, Davide Ottone, Tommaso Dani, Mattia Acre e Pietro Nicola. Questi i 5 atleti in questo momento in pista. Siamo arrivati quindi al primo numero 2, siamo idealmente vicini a un terzo delle squadre scese, 10 su 33 sono i team che in questo momento sono scesi sull'anello del velodromo Bottecchia e abbiamo 400 metri da percorrere 7 volte per un totale di 2800 metri. Unione Ciclistica Bustese Olonia Team Bike Tartaccia saranno i prossimi a scendere, e poi gli infantili Sport Free Bike. Intanto si è già anche in questo caso spezzato l'episodio del team dei giovani giussanesi e un terzetto che sta tirando in questo momento a tutta. Andiamo a controllare e possiamo dirvi che ancora in questo momento è la società ciclistica Fontanafredda a guidare la classifica parziale. Quindi con 9 team nell'attesa dello scontro cronometrico dei giovani giussanesi che sono il 10° team. Quindi ripetiamo, i colori di Fontanafredda in questo momento sono a guidare la classifica. Ed ecco i giovani giussanesi al loro ennesimo passaggio, e sicuramente questo è il terzetto che definirà il riscontro cronometrico. Cambio in questo istante per loro. Ed ecco la campana dell'ultimo giro per il terzetto dei giovani giussanesi, ma ricordiamo che tutti gli atleti dovranno terminare la loro prova prima di poter permettere al team successivo di cominciare la loro gara. Eccoli qua. E termina per il terzetto dei giovani giussanesi, ma ovviamente attendiamo l'arrivo anche gli altri 2 atleti che compongono il team dei giovani giussanesi. Unione Ciclistica Bustese Olonia Team Tartaccia, Team Bike Tartaccia.
Ed ecco i 5 atleti dell'Unione Ciclistica Abruzzese Bologna Team Bike da casa prendere posizione sulla linea di partenza. 11° team a scendere in pista. Pista pronta, cronometristi pronti, corridori, attenzione, e parte anche l'Unione Ciclistica Abruzzese Bologna Team Bike da casa. Scenderanno poi a seguire la Vini Fantini Sport Tour Bike e la S Roma Ora. L'Unione Sportiva Abruzzese scende in pista con Nicolò Pettucci, con Davide Farini, con Mauro Alleva, con Aaron Antonetti e con Giovanni Maria Morello. Questi i nomi dei 5 atleti in pista. Ricordiamo 12° team, classifica parziale che vede ancora Fontanafredda a guidare la classifica provvisoria, vediamo società ciclistica Fontanafredda, a seguire scuola di ciclismo senza confini e Lorenzo Mola pedale Casalese. Questi i primi 3 team alla classifica parziale. Al 12° team sceso in pista, aspettiamo quindi il rilievo cronometrico della Vini Fantini Sport Tour Bike. Anche per loro si è spezzato il quintetto e sono 3 gli atleti che stanno dandosi il cambio per cercare di guadagnare una posizione di classifica nobile. Suona la campana anche per loro. Non sembra che siano in grado di impensierire la società ciclistica Fontanafredda, in quanto ancora più di mezzo giro separa gli atleti dall'arrivo. Intanto sono pronti i ragazzi della Vini Fantini Sport Tour Bike. Vini Fantini Sport Tour Bike.
Pista pronti, cronometristi pronti, corridori, attenzione! Non ha sparato, poi facciamo. Corridori, attenzione! La Mini Fantini Sportus Bike scende in pista con Giuseppe De Laurentiis, Umberto Cerri, Simone D'Alessandro, Massimiliano Berlucci e con Matteo Fortucci. Questi nomi degli architetti attualmente in pista, ricordiamo il numero 12 dei 33 iscritti a questa gara. Ancora Fontanafredda in testa per la classifica provvisoria dopo il traguardo di 11 dei 33 team, il 12° è in pista in questo istante. Andremo a vedere se riusciranno la Mini Fantini Sportus Bike ad insidiare il capo classifica, mentre il quartetto della Mini Fantini si fa oltre sull'ultimo componente del loro team che rischia di essere a breve doppiato. Si stanno dando cambi regolari, vediamo cambi solo nel seguirà la AS Roma Fiorati e poi la Sc Cronica di Morrovalle. Saranno i colori giallorossi della AS Roma a scendere in pista dopo i ragazzi della Mini Fantini. Tempo che potrebbe essere importante quello della Mini Fantini, lo scopriremo veramente tra poco. Stanno viaggiando compatti con un ritmo molto elevato, potrebbero essere la sorpresa che va per votare la classifica. Vediamo campana dell'ultimo giro, non dovrebbe. Non basterà questa prova per insediarsi in cima alla classifica, quindi andremo a vedere se saranno i ragazzi della AS Roma. A seguire AS Roma, ricordiamo Sc Cronica di Morrovalle, US Arizona, CSI Pescantina. Questi i prossimi team. Va a completare la sua fatica l'atleta doppiato del team Mini Fantini Sport Tour Friuli. Ultimi controlli per i ragazzi della AS Roma. E termina in questo istante la prova l'ultimo atleta della Mini Fantini Sport Tour Friuli. Eccoli qua, AS Roma con i bordi nero, giallo e rosso schierati a via.
Sono il team numero 13 e toccherà loro cercare di scalzare la società ciclistica Fontanafredda dalla testa della classifica. Ricordiamo, sono questi i colori che stanno guidando in questo momento la classifica parziale. Ok, cronometristi, ok, corridori, attenzione, e parte la AS Roma, ricordiamo a seguire Sc Fontanafredda di Pordenone, USA, Domenica, CSI Pescantina, e poi toccherà il team della Domenica di 1914, salienti. Andiamo a cercare i nomi dei ragazzi della AS Roma. E la AS Roma con Luca Marziale, Filippo Gabrielli, Marco Mammi, Nicolò Sedera e con Gabriel Alfonsi. Sono loro i 5 atleti. Attenzione, il riscontro è già di un tempo molto importante. La AS Roma sta avendo i primi riscontri che potrebbero portarla in testa alla classifica, per cui veramente primi riscontri particolarmente interessanti. Stanno viaggiando compatti e molto veloci. Andiamo a controllare anche questo passaggio. Sembra indicare che il tempo potrebbe, se mantenuto, portarli a sconvolgere la classifica. Ricordiamo AS Roma in questo momento in pista, il 13° team AS Roma Coratti potrebbe, mantenendo questo ritmo, andare a prendersi il primo posto in classifica. Mantengono il loro quintetto particolarmente compatto. Siamo solo in questo istante a 2 minuti e 06 secondi. Veramente un tempo, un riscontro crono che potrebbe dare una spallata alla classifica. Dopo l'AS Roma troviamo Scatto però di Venerdì, US Eudonia, CSI Pescantina. Corre veloce il cronometro, ma corrono veloci anche i ragazzi, pedalano veloci i ragazzi dell'AS Roma. Siamo veramente sul filo, potremmo cominciare a vedere delle sorprese. Campana dell'ultimo tiro. E adesso veramente è una sfida sul filo dei secondi. L'incitamento arriva dal campo di gara, dal prato, a chiamare il quintetto romano all'ultimissimo sforzo. Potrebbero riuscire nell'impresa di passare Fontanafredda. E invece andiamo a controllare adesso. Controlliamo e l'AS Roma passa in testa alla classifica. AS Roma, Coratti in testa alla classifica. Toccherà alla scappa cronica di Morrovane adesso tentare di scalare le posizioni di questa classifica. 14° team dei 33. Pista ok, cronometristi? Crono.
Corridori, attenzione, ed è partito il team Sc Cronosquadre di Pordenone. Sc Cronosquadre di Pordenone. I ragazzi di Roma sono saliti in testa con una media di 50,783 km all'ora. 50,783 km all'ora, veramente un crono importante. Andremo a vedere in pista in questo momento Anton Taczynski, Filippo Dugnani, Marco Fermanelli, Andrea Spreca, Christopher Bellissimo. A loro il compito di andare, ripetiamo, a insediare i 50,783 di media della AS Roma Corati. Ma attenzione, dalla postazione crono mi stanno indicando che anche il tempo dei ragazzi della Tappa Domenica di Pordenone è particolarmente interessante. Per cui aspettiamo ancora qualche passaggio per capire la consistenza della prestazione di questi ragazzi. Continuano nella loro azione di spinta, continuano con il quintetto compatto, continuano ad andare letteralmente tutta incitati anche loro dai propri tecnici a uno sforzo importante. E ripeto, postazione crono mi indica che anche questi ragazzi potrebbero portare a un inserimento nelle posizioni veramente nobili della classifica. Vedo un tecnico scuotere con assenso il capo, per cui aspettiamo di capire. Comunque sicuramente posizione importante, sono ancora sostanzialmente tutti e cinque sulla stessa linea, sono ancora tutti e cinque sostanzialmente compatti. Sono anche loro chiamati all'ultimo sforzo. Campana, anche per loro campana all'ultimo giro. Attenzione, anche qui dovrebbe esserci un giorno particolarmente interessante. Non in grado di salire sul gradino più alto, ma sicuramente in grado di andare nelle posizioni più interessanti di questa classifica che al momento vede, vediamo 14 team scesi in campo. Il prossimo sarà l'Unione Sportiva Ausonia, CSI Pescardini. Ed ecco l'Unione Sportiva Ausonia, CSI Pescardina. I colori bianchi e gialli di questo team si allineano sulla partenza. Torniamo in posizione ad allinearci con la posizione di pista, ok, pista, cronometristi, ok, corridori, attenzione, ed è partito anche l'Unione Sportiva Ausonia. Unione Sportiva Ausonia Pescantina, seguiranno Danieli 1914 Cycling Team e il team Spercenico. Questi i prossimi a scendere nell'arena del velodromo Ottavio Bottecchia. 400 giri, ricordiamo, da percorrere 7 volte. Unione Sportiva Ausonia.
Unione Sportiva Ausonia CSI Pescantina, in pista in questo momento Kevin Pezzo Rosola, Davide De Cassan, Emanuele Benedetti, Michele Perasi e Lorenzo Farinati. Questi 5 alfieri della maglia bianco e gialla dell'Unione Sportiva Ausonia. Toccherà poi al team del 1914 Cycling Team a cercare questa scalata, ripetiamo, ai colori giallo-rossi della AS Roma, che con una media di 50,783 hanno terremotato in tutti i sensi la classifica, andando a prendersi il primo posto con un distacco veramente importante. Ed eccoli qua anche i ragazzi della Ausonia, stanno viaggiando anche loro ai ritmi compatti, sono pronti e concentrati. Gli atleti del team Danieli, vediamo, guardo particolarmente concentrato, ed eccoli qua a un nuovo passaggio. Ripetiamo, saremo con il team Danieli sostanzialmente alla metà della gara, siamo al 16° dei 33 team, sono oltre 160 via. Si danno battaglia sportiva per questa 3 giorni che parte oggi, prima di vedere le 2 tappe in linea che partiranno da Pordenone che arriva a Simolais e il giorno successivo da Fontanafredda fino alla tappa finale di San Daniele del Friuli. Eccoli qua, anche per loro sono rimasti 4 gli atleti, c'è un quinto atleta attardato, stanno cercando di recuperare. E attenzione, anche in questo caso il tempo è interessante, attenzione, anche in questo caso il tempo potrebbe essere interessante, anche in questo caso potrebbe essere interessante, mentre il team Danieli sta controllando gli ultimi sguardi alle biciclette. Attenzione, 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 attenzione. Intanto il team Danieli si sta allineando sullo start del velodromo di Bottecchia, anche per il team friulano. Controllo pista ok, cronometri ok, corridori, attenzione, ed è partito il team Danieli 1914 Cycling Team. Intanto io vado a chiedere conferma perché potremmo aver appena assistito a un cambio sul gradino più alto del podio e vi confermo Unione Sportiva Ausonia CSI Pescantina 3, 17 e 77 e il ritmo di gara è salito a 50,968 km/h. Stiamo sfiorando i 51 km all'ora, ma anche il team Danieli sembra disposto a dare grandissima battaglia sportiva. Stiamo entrando nel vivo veramente della gara. Ripeto, team Danieli, il 16° team in questo momento in pista, seguiranno il team CS Spercenigo, poi Gottardo Giochi, Inizio Canada e Ciclistica Italia, nuova foto Panigata. Questi i prossimi team a scendere in campo in velodromo, ma nel frattempo andiamo a goderci la prova dei ragazzi friulani del Danieli 1914 Cycling Team. Andiamo a dare loro anche un nome
e sono in pista per il Daniele 1914 Cycling Team Thomas Casasola, Alessandro Malisan, Giovanni Bortoluzzi, Matteo Milan e Filippo D'Aiuto. Questi i 5 atleti che chiedo riscontro alle luci del trono stanno figurando una gara particolarmente interessante, quindi potremmo aver acceso le luci di questa sfida che si deciderà solamente con l'arrivo dell'ultimo quintetto. Proseguono nella violazione di spinta compattissimi. Ripetiamo in questo momento in testa alla gara l'Unione Sportiva Ausonia CSI Scantina con la media di 50,968 km/h, quasi 51 km/h, ma potrebbe essere un crono. Potrebbe essere un crono interessante da vedere, quindi andiamo a vederceli fino alla fine. Quintetto compatto. Vengono anche loro incitati dai loro tecnici al sforzo, sta per suonare la campana dell'ultimo giro e il tempo è molto interessante. Se la giocano anche loro sul filo veramente dei secondi, dovranno tenere il loro freno a tutta e così stanno facendo, imprimono un ritmo veramente impressionante in questo momento. Andiamo a vedere, andiamo a scorrere anche per loro, lotta contro i 10 secondi, ma potrebbe essere anche qui per una prestazione davvero importante, prestazione importantissima del Daniele Cycling Team. Vi aggiorneremo tra poco sulla media oraria, intanto tocca al team CS Spercenico. Spero perdonerete l'entusiasmo, ma era già tanto tempo che abbiamo voglia di vedere le gare, quando vediamo le prove dei nostri ragazzi, veramente ce le godiamo. E quindi team CS Spercenico. Pista ok, cronometristi, ok, corridori, attenzione, ed è partito Spercenico, team numero 17, avete visto la prova del team della Daniele di 1914 Cycling, andiamo a leggere la media che li ha portati in testa alla classifica, 52,174 km/h, oltre i 52 km/h per il team Daniele 1914. Tocca ai ragazzi di Spercenico adesso andare in caccia per salire questa classifica che si sta facendo emozionante e che si sta continuamente ribaltando con delle prestazioni davvero importanti. Ripetiamo, i prossimi saranno Team CS Spercenico, a seguire Gottardo Giochi, Bandizione Canada e Ciclistica Italia, nuova bordo Panicate. Questi nell'ordine di team ai controlli, alla foto e poi sul tracciato del velodromo Ottavio Bottecchia. Ripetiamo, in testa Team Danieli con oltre 52 km/h. Si incitano i ragazzi di Spercenico, si incitano l'un l'altro chiamandosi e sollecitando lo sforzo di tutti per andare a scalare questo cronometro che per quanto corre veloce si stanno veramente incitando con uno spirito di squadra che vuole tutti quanti dare il massimo. I ragazzi di Spercenico, vedremo se riusciranno a tenere questo ritmo fino alla fine. Sembra essersi formato, no, si ricompattano.
uno sforzo importante per ricompattare il terzo, ricordiamo, elemento fondamentale per determinare il tempo del team di gara in questo istante. Si è riunito un perfetto in questo istante, le ragazzi di Sc stanno provando l'ultima azione. Non hanno però un crono che sono portati in testa, ma sicuramente stanno facendo un'azione coraggiosa e spingendo a tutta. Ecco la campana dell'ultimo chilometro anche per loro. Questo è il perfetto che andrà a definire la classifica per i ragazzi di Sc. I prossimi saranno il team dotato giochi Inizio Canada. Ed eccoli. Ok ragazzi di Canada, adesso portato giochi Inizio Canada. E adesso è la volta dei colori di Canada, il giallo-nero di Canada, del Gottardo, giochi, Inizio Canada. Tocca a loro andare a raccogliere la sfida del team Danieli che ha timbrato al momento un crono davvero importante. Tocca a loro cercare di sovvertire la classifica. Pista pronta, cronometristi? Crono pronti, corridori, attenzione! E sono partiti, Caneva è la sfida dei 7 giri del velodromo Bottecchia, prima frazione del 18° giro del Friuli Giulia Juniores. E allora andiamo a nominare gli atleti di Caneva che sono in questo momento impegnati nel loro sforzo. I ragazzi di Canada stanno spingendo anche loro, si è staccato un atleta, quindi è un quartetto che sta cercando di mantenere un ritmo interessante. Sono Riccardo Marcheselli, Marco Radalto, Riccardo Grando, Riccardo Perosa e Davide Alfier in questo momento gli atleti in pista. Allora andiamo a vederci, cerchiamo un confronto anche con
nostri amici cronometristi si danno il cambio, rimane sulla scia anche il quarto atleta, ma se lo staccarsi in questo momento rimane un terzetto per Caneva, un terzetto a cercare l'impresa, un terzetto a cercare l'impresa. Sforzo importante anche per loro. Caneva, 18° team a seguire, ciclistica Italia Nuova a bordo Panigale, team Nibali, Unione Ciclistica Pordenone. Suona la campana, un tempo interessante anche loro, Possono sicuramente non, a mio parere, andare a insidiare la testa della classifica, ma possono inserirsi in posizioni sicuramente nobili della classifica. Il terzetto di Caneva in questo momento allo sprint finale, alle ultime pedalate, andiamo a vedere come si posizioneranno. Sicuramente una posizione molto interessante anche da loro, tra le prime 10 sicuramente andremo tra poco a capire esattamente quale sarà la classifica di questi ragazzi e la volta della ciclistica Italia Nuova a bordo Panigale. Eccoli qua, si schierano i ragazzi di bordo Panigale. I ragazzi del nostro staff si prendono in consegna i singoli atleti, partono già con la loro... Eccolo qua. Pista, ok, cronometristi, ok, corridori, attenzione! Non ha sparato. Corridori, attenzione! Ed è partita la ciclistica Italia Nuova bordo Panigale. Borgo Panigale. Scende in pista con Riccardo Sofia, Riccardo Servadelli, Michele Buda, Alessandro Messieri e Matteo Montefiori. Questi i nomi dei 5 atleti attualmente in pista. Ripetiamo, team numero 19. Stanno scorrendo il team, ci stiamo avvicinando verso... Siamo oltre la metà dei team in gara, i prossimi a scendere in pista saranno il team Nibali, dopodiché si toccherà ai colori di casa di Pordenone e a seguire Pessi Calenzano. Questi i prossimi team. Ricordiamo oltre 52 all'ora la media della Danieli Cycling Team che sta guidando la classifica. Seguiamo con lo sguardo perché l'azione comunque di bordo Panigale sembra compatta. Aspettiamo tra poco un riscontro crono. Colgo l'occasione che abbiamo la presenza di un amico Walter De Martino per ricordarvi che qui vicino a Porto Bussolè abbiamo anche un bellissimo museo del ciclismo
vuole andare a vedere tanti cimeli storici del ciclismo a Porto Portoghese, un museo meraviglioso che testimonia veramente la passione che può trasmettere tantissimo con cimeli da tutta la storia mondiale del ciclismo. Stanno andando un rispetto ricco i ragazzi di Borgo Panigale e seguiremo tra poco. Vengono spronati anche loro, chiamati a un'altra sfida, a un'altra prova, sono anche loro, stanno cercando le energie per ancora un giro e mezzo a tutta, quindi non riusciranno, non solo nel timing giusto per andare a consigliare i ragazzi del cycling team Venerdì, ma anche loro possono andare a inserirsi sicuramente nella top 10 se riescono a sprintare per questi ultimi metri che li separano dalla linea dell'arrivo. Stanno viaggiando in 4 e stanno effettivamente spingendo, cercando di andare a prendere anche gli ultimi metri, l'ultima energia, la volata e andiamo del crono, un buon crono che anche per voi il caso comunque della top 10, vedo un tecnico scuotere la testa, non è sufficientemente soddisfatto, però sicuramente una prova gagliarda ed è la volta del team Nibali, è la volta del team numero 20, il team Nibali. Si schierano sulla linea rossa, la linea che delimita il via. Controllo pista, ok, controllo cronometrico, ok, corridori, attenzione, e sono partiti, team Nibali, il team Nibali in pista in questo istante, seguiranno i colori di casa, i colori di Pordenone, e poi avremo la Pessi Calenzano e Mia Rizzoli. Siamo entrati nel vivo veramente della gara, siamo al 20° team che scende in pista al momento, veramente con distacco il team Danieli con oltre 52 km/h di media, sta guidando la classifica. Andremo a capire poi, ci sono i rulli, i roventi dei ragazzi che si stanno scaldando e stanno mantenendo il livello della loro preparazione, il livello dei loro muscoli pronti per questo sforzo estremo di 2 km e 800 metri che oggi sono chiamati a percorrere. In Nibali si è sfilacciato leggermente, un atleta ha perso contatto e anche il quarto sta faticando per rientrare nel terzetto di testa. Ecco l'ingaggi per loro, si sono ricompattati in 4, il team Nibali in questo momento con Elia Padolin, Manfredi Cipriano, Samuele La Terra, Pirre, Alessandro Greco e Daniele Formica. Questi i nomi degli atleti che in questo momento stanno cercando anche loro la miglior
tempo veramente importante e al momento inattaccabile del Pimpanieri. Dopo il primo Nibali ricordiamo l'Unione Ciclisti, i colori di Pordenone, si accendono intanto anche i fari, si accendono anche i fari. Fa una certa impressione, posso dire che l'estate se ne va, però. Ed ecco la campana, ultimo giro anche per il team Nibali, un tempo che non ci permetterà di entrare sicuramente nei primi 10. Controllo pista, ok, controllo cronometristi. Ok, corridori, attenzione, e sono partiti e anche l'Unione Ciclistica Pordenone scende in pista nel velodromo di casa, l'ottavo Bottecchia. E per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, primo italiano a vincere il Tour de France. Ottavio Bottecchia, sono partiti in maniera particolarmente aggressiva i colori bianco-rossi di Pordenone. A seguire avremo la Pessi Cadenzano, il Via di Storico e l'Unione Ciclistica Giorgione Venerdì. Ma con chi scende in pista in questo momento Pordenone lo fa con Davide Pier, Enrico Dalla Cia, Matteo Delegato, Brian Olivo e Matteo Orlando. Questi i 5 nomi che indossano i colori bianco-rossi. Eccoli qua, quintetto compatto e molto veloce. Andremo tra poco ad avere un riscontro più preciso. Scatta solo ora il minuto sul nostro cronometro di riferimento, anche per loro incitamento dei loro tecnici lungo il campo di gara, urlo rabbioso di un ciclista a incitare tutti i compagni e proseguono a quintetto compatto. Il pubblico si accende, colori bianco-rossi che qui abbiamo visto invece spesso colori nero-verdi dare lustro a questo stadio, ma che ricordiamo ha vissuto momenti di meravigliosa gloria proprio con la disciplina che stiamo commentando adesso, che è il ciclismo. Un ciclista infatti si accende nuovamente, il pubblico cambia ancora e il tempo è interessante. Vedremo se riusciranno anche loro a mantenere un ritmo da attacco. Interessante, sicuramente tempo interessante, devono mantenere questa andatura e cercare di scalare ancora, di cercare dentro di loro le ultime energie per cercare l'impresa di andare
dopo secondo, la sfida che vi separa, 32 secondi, sul primo piano. E sono secondi, Pordenone secondo con il Daniele Salienti che ancora guida la classifica e la volta dei Sc Calenzano, 22esimo team a scendere in pista quest'oggi. Abbiamo visto una sfida veramente lanciata e importante da parte dei ragazzi di Pordenone. Ricevono il giusto applauso del pubblico per la loro seconda piazza conquistata veramente con un ritmo infernale. Vedremo se Calenzano, se i ragazzi della Sc Calenzano, controllo pista, ok, cronometristi, ok, corridori, attenzione, e sono partiti anche Sc Calenzano in pista. Andiamo a chiamare anche per Sc Calenzano i 5 alfieri attualmente chiamati allo sport. Bravi! Sc Calenzano in questo momento con Samuele Vigalli, Thomas Palti, Bernardo Angiolini, Mattia Pizzini, Federico Conti. Eccoli qua, questi sono gli atleti impegnati in questo momento nello sport. Abbiamo visto una prova importantissima prima di Pordenone che ha realizzato una media di 51,63 all'ora. Sono andati veloci ma non così veloci perché ripetiamo, la Salienti Danieli è riuscita a realizzare una media di 52 km all'ora e 17, quindi 52,17 km all'ora. Davvero una media importante. Stanno scalando il team, andremo a vedere chi sarà capace di andare a prendere i ragazzi del Danieli. I prossimi saranno il Mial Inzoli, il Giorgione Dedicata e la Assal Stephen Omar. Viaggiano intanto a gruppo compatto. Sono eccoli qua, si è staccato un atleta per cui anche loro stanno trovandosi con un quartetto, anzi decisamente in questo istante è rimasto un terzetto di atleti in testa a definire quella che sarà la classifica finale per il Sc Calenzano. Tra poco sentiremo il rumore, il suono della campana. Ecco qua, passaggio al prossimo giro sentiremo risuonare la campana dell'ultimo giro.
terminata la prova del Messi calenzata e adesso sono i ragazzi del Inizio, 23esimo team a scendere sul velodromo ottavo di Bottecchia, pronti per la loro sfida con i 2800 metri. Controllo pista, ok, controllo cronopisti, ok, corridori, attenzione, e sono partiti Inizio, e allora la sfida per andare a cercare questo tempo che al momento appare irraggiungibile dei ragazzi del Daniele Salvi. Ripetiamo 52,17 all'ora la media dei ragazzi friulani. 88 all'ora il nome di questi atleti in pista e sono Stefano Masoni con il numero 86, Raffaele Veneri con l'87, Federico Bergianti con l'88, Federico Pietrini con l'89 e con il 90 Lorenzo Busana. Eccoli qua i nomi dei atleti del mia Inizio in questo momento in pista. Seguiranno Giorgione Bencam, Assai Stephen Oman e poi Team World Service Romagnano. Anche per il team Nizzoli un incitamento da parte degli atleti. Rimane anche per loro un terzetto, andremo a vedere tra poco quanto riusciranno a fare bene all'interno di questa sfida. I ragazzi del Giorgione intanto sono concentrati e pronti per affrontare anche loro questa sfida. Anche per il Nizzoli, un pubblico che incita alla battaglia sportiva, all'ultimo sforzo. Tra poco sentiranno anche loro risuonare la campana. Questa volta la campana suonerà per loro e sarà la chiamata a prendere dentro di sé le ultime energie per andare a cercare la miglior posizione possibile in classifica. Eccola qua la campana dell'ultimo giro, ancora meno di 400 metri in questo istante, meno di 400 metri in questo istante. Ricordiamo che tutti gli atleti, anche quelli doppiati, dovranno finire attivoni in cui si è scomposto il terzetto, perdendo forse qualche secondo prezioso, e intanto è il Giorgione a prepararsi sulla linea di partenza. Sono carichi e si incitano i ragazzi del Giorgione 1908, Giorgione Ben Cam, mentre stiamo attendendo l'atleta delle vittorie che deve terminare la sua prova. Eccolo che si avvicina ora alla linea dell'arrivo ed ecco il Giorgione Ben Cam che si schiera ora
i colori rossi del giornale presi in custodia dal nostro staff. Intanto se salutiamo l'assessore De Bortoli che è venuto a prendere la bandiera a scatti. Controllo pista, ok, controllo cronometristi, ok. Corridori, attenzione! E sono partiti! Salutiamo l'assessore De Bortoli intanto. Ed è partito il giorgione, anche per questi ragazzi andiamo a chiamarli, si sono purtroppo scomposti in fase di partenza, sfilacciando il loro perfetto di punta. Giorgione Pescara, Filippo Dal Santo, Simone Griggion, Simone Toppalini, Cristian Tessaro e Samuele Benetto. Questi ragazzi in pista in questo istante. Il 25esimo team a scendere in pista sarà invece la OMAP Stephen Assali, a seguire Team World Service Cagnano e Golden Autosai Team Friuli. Ci stiamo. Mentre sul parterre si mescolano argomenti tecnici ad argomenti enogastronomici, e qui c'è uno speaker che ha fame, andiamo a gustarci la prova dei ragazzi di Giorgione. Si sono riusciti a ricombattere con tutti qui, il gruppo si era sfilacciato. Guida in attesa veramente dei fuochi d'artificio finali il Danieli Cycling Team, ricordiamo 52.176 i chilometri all'ora di media dei ragazzi friulani. Loro sono al momento gli uomini da battere in questa giornata iniziale di Giulia Juniores. Chiama il pubblico e stanno rispondendo comunque con una reazione oltremodo orgogliosa. I ragazzi della regione, dopo un inizio di visti sfilacciarsi, si sono ricompattati dando prova di grande orgoglio e riprendendo le fila del loro discorso turistico che li sta portando a una media molto interessante per loro nei giri appunto sul destino del primo. Ed ecco il terzetto incitato dai propri tecnici, il terzetto di testa del Giorgione, il terzetto di testa del Giorgione. Eccoli qua, ultimo sforzo anche per loro. Passano a 2,52, andremo a vedere l'ultimo giro. Chiamati allo sforzo finale, si stacca l'uomo di testa e rimangono il secondo e il terzo atleta che determineranno la posizione. Mentre sono pronti anche i ragazzi della Assali ed eccoli qui, terminano comunque con un ottimo tempo. Peccato veramente per l'inizio che forse li avessi schiacciati, ma un buon tempo anche per loro. Assali Stephen Omar, 25esimo team, ultimi controlli alle loro biciclette, ultimi controlli. Sport City presente come sempre, si posiziona per fotografare e rendere involontario l'attimo dell'inizio della concentrazione dello sport dei nostri atleti. Controllo pista ok, controllo cronometristi.
Prometisti, ok? Corridori, attenzione! E sono partiti, è partito anche il team Assalti, Stephen Omap. Team Assalti, Stephen Omap. 25esimo team a scendere in pista anche per loro. Andiamo a leggere gli atleti e sono Nicolò Casagranda, Andreas Marcos Andreaus, Maurizio Cecco, Gianmarco Carpenè e Edoardo Zamperini. Questi sono i ragazzi che sono in pista in questo istante. Ricordiamo al momento la classifica parziale. Prima la Daniele di 1914 secondi col tempo di 3:13:20. Secondo è Pordenone con 3:15:23. Terza l'Unione Sportiva Ausonia, CSI Pescantina con 3:17:77. Siamo al 25esimo team. I prossimi saranno i ragazzi del Team Work Service romagnano, Pendri, Autozai, Team Rigoli e poi aspiratore dedicata Carpanenco. Ci stiamo avvicinando al momento della verità. Rimangono 8 team, oltre a quello in pista in questo istante, 8 team per definire il vincitore di questa prima tappa, questa prova crono in pista del 18esimo Giro del Sud di Giulia, categoria juniores. Viaggia compatto il quartetto in questo momento in testa dei ragazzi della Assali Stephen Omap. Si stacca il quarto atleta e rimangono i 3 uomini che andranno a giocarsi il miglior tempo per il loro team. Cambio ancora prima di questa curva, stanno andando, suonerà per loro la campana dell'ultimo giro. Suona in questo momento la campana dell'ultimo giro, il tempo è interessante per i ragazzi della Assali Stephen Omap. Andiamo a gustarci anche per loro questi ultimi 200 metri a punta. Ultimi 200 metri a punta, imboccano in questo momento il rettilineo, sprint che va a chiudersi. E salgono sul terzo gradino del podio in questo istante per i ragazzi della Assali Stephen Omap in attesa del riscontro ufficiale, mentre sono pronti e pronta la Team Work Service romana. Ne mancano 8. Sono 8, ricordiamo, i team che si sfidano ancora su questi 2 km per andare a cercare di prendere nell'ordine la categoria cycling team, l'Università di Pordenone e poi appunto la Assali Stephen Omap. In questo momento i 3 gradini del podio sono occupati dalle squadre che vi abbiamo descritto in questo istante. Controllo pista ok, controllo cronometristi ok, corridori, attenzione, e sono partiti anche gli atleti della Team Work
Service, Romagnano, andiamo anche per loro a chiamarli nome per nome, e sono rispettivamente Mattia Garzara, Eric Papies Montagnier, Marco Cao, Danilo, Cristian Danilo Base e Samuele Giuliani. Questi i nomi dei 5 atleti della Team World Service. E ripetiamo: Danieli, Cycling Team, Unione Ciclisti Pordenone e Assali Step On Up, i 3 primi posti attualmente nella classifica provvisoria, ma ci stiamo aspettando i fuochi d'artificio, letteralmente i fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio che ormai devono accendersi, perché quello che è in pista in questo istante è uno degli 8 team che mancano all'appello. Chiuderà, ricordiamo, il team LVF, che tra l'altro è il team che vanta il vincitore della scorsa edizione, l'edizione 2019. Ha visto proprio un portacolore del team LVF fregiarsi del titolo di campione del Giro del Friuli Venezia e Giulia. Lanciati tutti e 5 ancora compatti, cerchiamo di capire anche per loro un riscontro. Diamo un ritmo che potrebbe essere interessante se mantenuto anche per loro. Sicuramente questo è il momento della verità, sicuramente questo è il momento della verità. Si incitano, quindi hanno ancora grande energia per cercare di fare gli ultimi 2 giri a punta, anche per il team World Service romaniano. Sono nel rettilineo questo istante, Fontana nell'ultimo giro, anche per loro, 350 metri alla fine, 350 metri alla fine, sono compatti, sono tutti e 5 nella stessa scia, gruppo compattissimo di questi atleti. Andiamo a vedere, e anche per loro ci può essere un po' interessante, anche per loro, buona torna. E vanno al secondo posto, grande prova del team World Service romagnano. Sono riusciti a viaggiare compatti tutti e 5 e sono arrivati vicini al team Danieli, ma non abbastanza vicini. E la volta del Conte Autoside Team Ripoli, il 27esimo team a scendere sul velodromo Bottecchia. Complimenti ai ragazzi della Team World Service, sono al secondo posto in questo istante. Controllo pista, ok, controllo crono, attesa. Ok, anche dal crono, condoni, attenzione, e sono partiti. Contri, outside, team Ripoli, siamo al momento della verità, mancano 7 team, per cui stanno scendendo le possibilità di scalzare i stranieri. Abbiamo visto Pordenone scendere di un gradino dal secondo al terzo posto, in questo momento troviamo Danieli, Team World Service e Pordenone rappresentano le prime 3 forze, i primi 3 gradini di questo podio virtuale, ma adesso veramente aspettiamoci di tutto e soprattutto aspettiamoci di emozioni
team contro Autofai Team Liberi, e sono Giacomo Sartori, Riccardo Mantovani, Leonardo Volte, Luca Gregori, Alessandro Pasquocco. Sono loro in questo momento in pista. Anche per loro, quintetto che resiste compatto all'usura di questa sfida contro i 2800 metri del velodromo Bottecchia. Dopo di loro scenderanno la aspiratorio dedicata Carpanetto e il TNG GB Junior Team. Di rilievo anche il tempo di questi ragazzi sembra essere interessante. Vedremo anche per loro se sapranno mantenere questo livello di energia anche per gli ultimi giri che li separano dall'arrivo. Andiamo a vedere. Il tempo può essere interessante, adesso andremo a capire veramente fino in fondo. Si stacca il quarto atleta, si definisce il terzetto che andrà a portare il tempo di squadra. Chiamati, eccoli qua, suona la campana. Tempo interessante per loro, attenzione, tempo interessante per loro, 350 metri, sembra perdere un attimo la ruota il terzo atleta. Salutiamo anche l'amico Stefano, Bambolini e Valentina che sono come sempre venuti a trovarci, sempre presente il nostro presidente regionale. 3:20 e 13, sicuramente un tempo anche questo di valore che li porta nella top 10 momentanea, e la volta dell'aspiratore tecnico Carpanetto. Mancano con questi ragazzi 6 team alla fine. Siamo veramente alle battute decisive. Ecco i ragazzi. Ecco i ragazzi dell'aspiratore tecnico Carpanetto. Controllo pista, ok, controllo crono, ok. Corridori, attenzione! E sono partiti! Aspiratore tecnico Carpanetto. Cercheranno loro di andare a prendere i ragazzi del Danieli, che ormai erano il team numero 16, da ben 11 tornate, sono solitari in testa per un tempo veramente stratosferico, una media di 52,17 km/h. L'inizio dell'aspiratore del Carpanetto sembra essere interessante. Confermiamo la nostra intenzione, la nostra impressione dal primo crono. Sembrano essere alquanto battaglieri i ragazzi dell'aspiratore hotel. Anche per loro si incitano con un urlo che trasmette energia, rabbia. Eccoli qua, approfittiamo per i 2 giri, una gara che potrebbe essere interessante anche da loro. Andiamo a chiamarli per nome. L'aspiratore del Nicateo si presenta con Daniele Anselmi, Giosuè Epis, Gabriele Coloberti, Francesco Cani, Andrea Rapa. Questi i nomi degli atleti. In pista.
quartetto che rimane ancora compatto, si riescono ancora a dare dei cambi, stanno arrivando il tempo interessante, stanno arrivando il tempo potrebbe essere interessante, per cui andiamo a vederceli fino alla fine. Come sempre stanno spingendo anche loro, cercando di raschiare ogni singola energia. Dopo di loro toccherà alla PNG Junior Team e poi al team Fratelli Giorgi. Si è definito il terzetto di atleti che porterà il tempo alla squadra. Sicuramente questo cambio in questo istante sul rettilineo si rintuzzano le fila e sganciano ancora questo arrivo. Sentiranno la campana, Anche per loro suona la campana dell'ultimo giro, anche per loro l'ultimo sforzo in questo istante ai 200 metri, mentre sono pronti con i loro modi bianco, grigio e nero, i ragazzi della PNG Junior Team. E il tempo è sicuramente importante. Andiamo a vedere in che posizione di classifica vanno a schierarsi. Dovrebbero essere quarti, se ho visto bene, quarti in classifica provvisoria. Ed ecco il team PNG GB Junior Team. Anche i 5 alfieri di questo team si preparano. Ne mancano 5 al termine di questa prima tappa. Attesa interminabile che sta per finire anche per loro. Ultimi controlli sulla linea della partenza. Controllo pista, ok. Controllo cronometro, ok. Corridori, attenzione! E sono partiti anche il PNG Junior Team. E dal ritmo di partenza sembra che abbiano alzato veramente la bandiera dei pirati, perché è un ritmo veramente forsennato che ha già creato una frazione stessa, un distacco tra i componenti del team stesso. Andiamo a vedere chi sono questi atleti in questo momento in gara. Sono Lorenzo Cocco col numero 101, sono Giacomo Villa col 102, sono Riccardo Grocco col 103, Gabriele Fede col 104 e Damiano Valerio con il numero 105. Eccoli qua. Ricordiamo, dopo di loro mancheranno 4 team. E da quando sono scesi in campo, cioè dal 16° turno di gara, il team italiano sta guidando la classifica. Interessante anche il tempo del PNG GB Junior Team, anche per loro costante incitamento degli allenatori a bordo gara sul tappetto verde del velodromo Ottavio Bottecchia, mentre nell'anello si sono dati ormai in battaglia oltre 26 team. Siamo con lo sguardo volto, potrebbe essere anche questo un tempo interessante per andare a giocarsi un posto sul podio? Assolutamente sì, attenzione, potrebbe essere decisamente un tempo interessante.
Vedremo anche in questo caso se il caldo fiaccherà in qualche modo la volontà e la grinta degli atleti negli ultimi giri decisivi. Andiamo a vedere il passaggio qui. Nuovo cambio e andiamo, sì, interessante, sicuramente interessante. Al prossimo passaggio sentiremo la campana dell'ultimo giro, per cui ancora un cambio, aspettiamoci per questi ultimi 5 tiri i fuochi d'artificio che abbiamo promesso, stanno per qua, suona la campana e si lancia nell'ultimo sforzo, cercano disperatamente di non scendere dal loro ritmo di gara, ma anzi di trovare l'energia per uno spunto. Non ci erano in testa, ma possono fare un tempo importante. Sicuramente un tempo che li porta molto alti in classifica. Se non ho visto male, dovrebbe essere attorno alla quinta posizione. E la volta del team Fratelli Giorgi a seguire ciclistica trevigliese, Borgo Molino Rinascita Ornelle, e chiuderà il 33esimo team, il team LUF. Ma è la volta del team Fratelli Giorgi. Team Fratelli Giorgi, quart'ultimo team a scendere nella zona di gara. Controllo pista, ok. Controllo cronometristi, ok. Corridori, attenzione! E sono partiti! Ne mancano 4, quart'ultimo team in questo momento in pista. Team Fratelli Giorgi. Team Fratelli Giorgi che schiera al via Marco Pavesi con il numero 106, Diego Ressi con il 107, Andrea D'Amato con il 108, Giorgio Clemetti con il 109 e Marco Borlini con il 110. Passaggio anche per loro importante. Dobbiamo vedere se l'andatura sarà mantenuta. Ripetiamo, ci aspettiamo veramente i fuochi d'artificio. Gli ultimi 3 team in particolare vanno a giocarsi qualcosa di importante, ma scalzare il Daniele Cycling non sarà per una semplice passaggio anche per loro di rilievo. Passaggio di rilievo che viene mantenuto anche dopo questa tornata. Ci stiamo avvicinando al momento della verità, gruppo dei 5 atleti del Team Fratelli Giorgi che rimane perfettamente compatto con cambi costanti, riescono quindi a mantenere una velocità molto interessante. Cambio anche in questo istante. Sono sicuramente nel trend giusto per riuscire ad andare a timbrare un crono molto interessante. I ragazzi del cycling team sono in evoluzione perché ormai da molte giornate vedono il loro posto saldo
e sfilare uno dopo l'altro i contendenti che cercano di andare a salire dove loro in questo momento stanno aspettando. È pronta la campana anche per il team Fratelli Giorgi, è pronta la campana anche per loro un prova interessante, anche per loro un prova interessante, anche per loro potrebbe esserci un ultimo giro di soddisfazioni. Continuano con la loro compattezza, continuano con dei cambi sistematici e si preparano alla parata finale. Attenzione perché anche qui ci giochiamo tutto sul filo dei secondi. Attenzione perché stavolta tutto, attenzione! 3:13 e dovrebbero insegnarsi per pochissimo al secondo posto. Ha resistito il dominio del Venerdì Cycling Team avendo una conferma ufficiale, ma per pochi decimi di secondo sono rimasti davanti. Ed è la volta della ciclistica trevigliese. Ciclistica trevigliese per l'ultimo team al via di questa serata. Controllo pista, ok, controllo cronometristi. Controllo cronometristi. Ok? Con noi, attenzione! Ed è partito il terzultimo team, la ciclistica trevigliese. Ciclistica trevigliese che promette anche per loro battaglia. Sono tra i favoriti della vittoria finale e stanno andando già dalla parte di battuta. Si schierano nell'ordine con il numero 111 Andrea Matti, con il 112 Davide Piganzoli, con il 113 Manuel Calzi, con il 114 Massimiliano Chini, con il 115 Lorenzo Milesi. Confermiamo, stanno passando, ce ne giocheremo come nel caso precedente nell'ordine dei decimi di secondo. Abbiamo visto per circa 7 decimi il cycling team Danieli ha mantenuto la vetta della classifica che in questo momento rimane ancora inviolata, ma il primo Giorgi è arrivato veramente a 76 centesimi da questa vetta. Ci stanno trovando i ragazzi della ciclistica trevigliese, sono nella stessa linea, sono nella stessa andatura e quindi possono anche loro cercare stessa formazione compatta, 5 atleti che si danno cambi sistematici. Stanno cercando di aumentare, anzi che no, il ritmo. Andremo a vedere a questo ennesimo passaggio cosa vorrà dire. E confermiamo il ritmo. Sarà sicuramente, se non mollano, un arrivo veramente emozionante. Ormai mancano 3 team, ripetiamo, ciclistica trevigliese in questo momento in pista. Borgo Molino, Rinascita Ormelle e team LVF. Sono 3 e rimangono ancora compatti con i 5 atleti. Si sfilano, che sono arrivato per un attimo e passano ancora a tempo molto interessante. Sono anche loro, cercano di ricompattare le fila per mantenere e per organizzare il cambio della maniera dovuta. Cambiano in questo istante, stanno cercando il congiungimento che però non riesce a entrare perfettamente. Ancora vanno vicino al passaggio, il tempo è molto importante, ultimi giri, 2 giri da dire tutti d'un fiato, vi ricordiamo Daniele Cycling Team in testa da ormai tantissime tornate con 13 eventi, questo è il tempo da battere, 13 eventi. Andiamo a vedere suona la campana e sarà sfida all'ultimo secondo, assolutamente
diretta, sono ancora i ragazzi da Venezia. E adesso Borgomolino e Rinascita Ormelle. Si alza un Dario Ormelle dalle tribune del velodromo Bottecchia. Si alza. E gli alfieri per dopo rinascita Ormelle sono esattamente del numero 31 Stefano Colalli, col 32 Davide Pretto, con il 33 Mauro Comini, col 34 Manni e Moro, col 35 Leonardo Negro. Passaggio importante anche per loro, se la giocano anche in questo caso, tutta da vedere questa penultima sfida al Science Team, tutta da vedere, si è staccato un atleta, ne rimangono 4, sono appuntamento loro, e un passaggio decisamente importante, se la giocano anche loro, si è staccato anche il quarto atleta, è rimasto un perfetto del Borgomolino di Nascita, è rimasto un perfetto, stiamo andando a goderci veramente un'ultima. Sono ancora 2 le squadre che devono entrare in questa meravigliosa sfida e adesso ormai lancia tutta, il riscontro cronometrico è veramente importante, se la giocano anche loro nell'ordine veramente dell'ultimo ritiro, stanno cercando di cambiare il punto di marcia, hanno scalato marcia, hanno innestato veramente il gruppo, stanno cercando di lanciare l'ultimo sprint. Stanno ancora alzando la marcia, passano in questi stati, e hanno l'andatura per andare a cercare di prendere il primato, avevano adesso l'impegno di non mollare neanche un centimetro per cercare di andare a prendere il primo gradino al podio, stanno spingendo a curva, stanno andando veramente come dei treni. Stanno andando passando in questo istante, è veramente incredibile, ritmo di gara consegnato del perfetto di testa, che era proprio Rinascita Ormelle, che sta spingendo a tutta, letteralmente inviolati, proprio Rinascita Ormelle, lanciato con un tempo veramente importantissimo, stanno andando a toccarsi tutto. Sono in linea per andare a prendere il primo posto, sono in linea, si stacca per un attimo la terza posizione, sta cercando di riducire, riduce la sul destro istante, sono all'arrivo, assolutamente al primo posto, quando Rinascita Ormelle. E allora, buon divertimento del loro promesso, buon divertimento, manteniamo, ma l'ultimo fuoco deve ancora accendersi, perché scende adesso in pista al velodromo Pordenone Bottecchia il 33esimo e ultimo team in gara per questa prima frazione, il team LVF. Per me
Team LVF, ultimo team che può cambiare ancora una volta la storia di questa gara, ancora una volta la storia di questa prima tappa del 18° giro del Venerdì. Siamo pronti? Se la vivremo tutta con fiato, poi saremo pronti per ammazzare il solo. Team LVF, 33esimo e ultimo team a scendere in gara qui al velodromo Bottecchia. Abbiamo appena vissuto un istante sportivo fantastico, da poi andremo a vedere la media stratosferica dei ragazzi del controllo la pista, ok, controllo cronometristi. Ok, corridori, attenzione, ed è partita, l'ultimo puntetto di questa giornata, di questa prima giornata, di questo 18° giro del Giulia. Team LVF, uno dei favoriti alla vittoria finale. Stanno cercando di... e passano e sono assolutamente in linea. Tempo importantissimo del team LVF. Passaggio veramente importante della prima tornata, anche loro sono in linea con i precedenti atleti del corso e passano fortissimo adesso, attenzione, e pensavate che fossero scesi o passati i titoli di coda su questa gara, non avete fatto i conti con il team LVF che sta giocando da par suo le sue carte. Gli assi in questo momento non sono 4 ma sono 5 e stanno andando veramente, stanno andando il passaggio, guardate qui, ritmo fortissimo anche per questo quintetto che continua a viaggiare come un treno. Sono in formazione compatta e sono al passaggio. Siamo in passaggio in questo istante, si scompagna il quintetto per un attimo, si ricongiunge in questo istante, no, sta realizzando il primo atleta, quasi riprende la scia e si ricongiunge qua, nuovamente compatti. Andremo a vedere il passaggio qui, E il tempo c'è, abbiamo ancora 2 giri da vivere tutti in un fiato, si è staccato un atleta, ne rimangono 4, cambio, anche adesso cambio di velocità, cambio ancora più basso e partono per cercare di guadagnare un ottimo terreno qui, suona la campana dell'ultimo giro, e ora tocca veramente giocare il tutto per tutto. 300 metri in questo istante, 300 metri che diventano 200, siamo ai 200 metri dall'arrivo, siamo ai 200 metri dall'arrivo. Anche chi Nicola sta perdendo il fiato, ma e andiamo a vedere. E allora attendiamo solo un attimo per l'ufficializzazione del tempo.
E quindi dovrebbe essere Borgomolino che si conferma vincitore davanti a Danieli. Danieli, cycling team, lo team, emozioni, vengono l'ultimo giro, emozioni fino all'ultima tornata, complesso, di estate. Grandissime emozioni abbiamo vissuto tra poco e celebreremo veramente anche noi Thank you.
Utili nelle cose più piccole, più semplici, più delicate. Utili per le piccole e grandi realtà imprenditoriali. Utili ogni giorno per mandare avanti il lavoro di milioni di italiani. Utili per sviluppare nuovi progetti di successo. Utili per dare consulenza strategica alle imprese, per crescere, per diventare internazionali. Utili perché siamo preparati, aggiornati, assicurati. Siamo 120.000 professionisti, non soltanto consulenti fiscali, ma commercialisti. Siamo utili ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni, alla comunità. Siamo 120.000 volte utili, anche quando non ve ne accorgete. Per questo siamo utili al paese. I commercialisti, orgogliosi di esserlo. She took a best shot. She gambled everything. And when the rain drops, I tread it carefully. And from the west side, I see magnetically. We were a weapon without a jewelry. We never, forever, ever. You're out of my life for a good night. I've never felt so much better. La Confesercenti di Udine ti invita al corso online SAB. Se è tua intenzione iniziare una nuova attività nel settore alimentare, le normative ti impongono alcuni requisiti professionali. Se non hai i requisiti, non rinunciare al tuo sogno di aprire un'attività in proprio. Contatta e vai a visitare la Confesercenti di Udine per questi corsi online. Presso le nostre sedi seguirai un corso abilitante, al termine del quale otterrai un attestato di frequenza. Ci sarà un esame di fine corso. E poi, con questo attestato, potrai sostenere l'esame effettivo presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Sostenuto l'esame, potrai iniziare immediatamente la tua nuova attività. E veder così realizzato il tuo sogno. Corso SAB online, Confesercenti di Udine.
E allora siamo arrivati alla benedizione finalmente e cominciamo. Siamo pronti, anche Eliana è pronta vicino, aspettiamo solo la conferma di Gilberto che i premi siano pronti, così partiamo con la benedizione. Andiamo sotto l'ospite così vi spieghiamo. Posso? Allora, sono stati in vetta per tante giornate, hanno fatto una grande gara, terzo posto, Danieli, Cycling Team, e i ragazzi di Danieli qui con noi. Danieli Cycling Team,
Terzo posto per voi. Prego ragazzi. Confermiamo terzo posto Daniele Cycle Team. Vai. Secondo posto Team LVF. Secondo posto Team LVF.
Prima tappa del 18° Giro di Giulia, Borgo Molino, rinascita!